Scade venerdì 17 luglio alle ore 12 il termine per presentare alla Regione Veneto la stima dei danni subiti dai privati e dalle imprese di Chioggia durante la qualta eccezionale dello scorso novembre. I moduli, reperibili online, si dividono in modulo B per i privati, modulo C per le attività economiche. Vanno consegnati all'ufficio protocollo del Comune di Chioggia, aperto da lunedì a venerdì con orario 9-12, martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17. La consegna è possibile anche via posta elettronica certificata all'indirizzo chioggia@pec.chioggia.org. Per ottenere il risarcimento, spiega l'assessora alla protezione civile Gianni Cavazzana, non è sufficiente la ricognizione svolta lo scorso dicembre, poiché si trattava di una prima stima sommaria, allo scopo di determinare i fondi che il governo avrebbe dovuto stanziare. A questa deve seguire oggi una comunicazione più precisa e dettagliata da compilare da parte di tutti coloro che hanno subito i danni, sia privati cittadini che attività economiche. Dopo tanti solleciti inviati alla Regione in questi mesi, il Comune ha avuto risposta e la procedura va avanti, sperando che i tempi siano celeri e che i risarcimenti arrivino in tempi brevi. Dopo quelli segnalati lo scorso 27 giugno, nuovi appostamenti di nomadi sono stati rilevati nella giornata di ieri al parcheggio esterno dell'Arena Duse, in viale Tirreno Sottomarina. Alcuni furgoni bianchi infatti sarebbero stati parcheggiati per ore in una zona non autorizzata e quindi in barba alle regole comunali per il bivacco, spostandosi comunque nelle strade laterali e in via Colombo, nei pressi del discusso ex hotel Capo Est. Secondo alcune testimonianze a bordo vi sono anche bambini che hanno risposto in modo volgare e sfidante agli sguardi dei passanti. Quel che è peggio è che questi veicoli, non trattandosi di camper, sono ovviamente privi di servizi igienici, quindi i loro occupanti sono destinati a espletare i propri bisogni nell'ambiente. Nella zona cresce la paura per eventuali incursioni poco gradite nelle spiagge e nelle case. Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia dell'accordo raggiunto tra Regione, Trenitalia e il servizio di autobus ATVO lungo la tratta del Veneto orientale per poter usufruire di un biglietto unico treno-bus da utilizzare verso la spiaggia di Jesolo, liberandola dal traffico automobilistico. Ieri, nel proprio profilo Facebook, l'assessora regionale ai trasporti Elisa De Berti ha risposto a una turista vicentina che chiedeva informazioni relative all'ipotetica estensione del progetto anche alla spiaggia di Sottomarina. L'assessora De Berti ha commentato che costruire una nuova ferrovia è cosa delicata, difficile e molto lunga, anche se un domani ci potrebbe essere la strada ferrata da Padova al mare. Tuttavia, la Regione afferma di stare valutando lo stesso servizio da Padova e da Mestre verso Sottomarina, dialogando con Bus Italia e ACTV. Sfugge solo il particolare che da 2 anni la linea di trasporto pubblico da Mestre a Chioggia non è più retta da ACTV, bensì da Arriva Veneto. Molte persone, tra residenti e turisti, che sono solite frequentare la zona adiacente alla diga di Sottomarina, stanno manifestando ripetutamente il disagio di dover affrontare la pista ciclabile che scorre parallela a via San Felice e via San Marco,
dal momento che dal recinto circostante sporgono erbacce e rami afferenti l'area verde, sostanzialmente incolta, i quali ostacolano appunto il normale percorso in bicicletta. Analoghi rilievi vengono mossi alla pista ciclabile del lungomare, in specie nella parte nord, e al fogliame che invade il marciapiede dell'anello pedonale lungo il Lusenzo, soprattutto all'esterno della cittadella scolastica di Borgo San Giovanni. Non di rado, infatti, chi lo percorre a piedi si sposta forzosamente al centro della carreggiata, nello spazio che sarebbe destinato ai soli ciclisti. Gli abitanti della zona tra Viale Ionio e via Amerigo Vespucci a Sottomarina, in prossimità dell'incrocio tra le due arterie, lamentano la carenza di strisce pedonali sul selciato, nonostante siano stati collocati cartelli che le prevedono attive. In quell'area, dicono in tanti, le automobili e gli scooter tendono a correre più veloce, in specie dopo la recente asfaltatura. La circostanza è foriera di non pochi incidenti stradali, per fortuna finora di modesta entità, come possono confermare gli agenti della polizia locale che anche la scorsa settimana hanno dovuto refertare i rilievi di uno scontro. I cittadini in questione chiedono appunto di realizzare per davvero le strisce pedonali, anche quale deterrente alle corse sfrenate dei veicoli. It's not a game, it's a rich thing.